La voce per Letizia Calandra è un dono che richiede cura, studio e disciplina. Dall'Accademia di Santa Cecilia al repertorio della canzone classica napoletana, un'interprete rigorosa della tradizione musicale italiana. Io penso che la musica faccia parte del mio DNA, infatti io sono figlia di un musicista e da lui ho ereditato questa vocazione per il canto. Mi sono iscritta al conservatorio dove ho iniziato a studiare canto lirico, al Conservatorio di Roma di Santa Cecilia e ho compiuto lì tutti i miei studi musicali. Lo studio è fondamentale anche perché la voce di partenza può essere un dono, ma naturalmente è un dono che va coltivato, va educato e va mantenuto fresco e in buono stato di salute, per cui lo studio è assolutamente fondamentale per il nostro percorso e poi è quello che ci consente di affrontare un repertorio vocale di una certa complessità. Nella musica barocca non si improvvisa nulla, come neanche nel canto lirico naturalmente, e quindi è fondamentale un esercizio quotidiano, uno studio, una prassi. Io sono sempre stata una grande appassionata della canzone napoletana e ho sempre così avuto questa idea di realizzare un disco e questo sogno si è concretizzato grazie all'incontro con il poeta e storico Salvatore Palomba e dalla nostra convinzione che questo repertorio della canzone classica napoletana andava riproposto in maniera diversa, magari anche più rigorosa e soprattutto fatto conoscere anche le nuove generazioni affinché questo grande patrimonio della tradizione italiana non vada perduto. Tutto chi lo conosce scarpo sole a voce do mare che m'ha paura e mi fa intennere. Per i pezzi più antichi abbiamo utilizzato degli strumenti d'epoca come il cembalo, la spinetta, il violino barocco. Lavorare con Fausto Cigliano è stata un'esperienza bellissima perché per me lui è l'ultimo grande interprete della canzone napoletana classica ed è un artista che ha dedicato tutta la sua vita allo studio di questo grande repertorio in maniera rigorosa, con grande serietà e con grande classe.